Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere. Lei, Assessore, ha più volte dichiarato che è necessaria una riorganizzazione, revisione e messa in rete dei consorzi. Con i dati che sono emersi dalla ricerca della CISL quest'oggi, quali le prospettive? Confermano in toto quanto avevamo detto in questi mesi e quanto ormai da circa un anno sto continuando a ribadire, magari non ascoltato un po' da tutti, perché qualcuno ha messo anche un po' contestato quanto andavo dicendo. Invece oggi, davanti proprio a dati chiari, si dimostra come il sistema dei consorzi vada assolutamente preso per mano. Ovviamente sarà una riforma in due step, una prima che riguarda una riorganizzazione e quindi una rivisitazione dell'attuale sistema, e una seconda legata alle politiche industriali, che invece avrà molta più profondità. Abbiamo visto cosa è accaduto a Osoppo, per citare un esempio, ma non è solo quello, insomma, spese e logiche politiche. Come superare quest'ottica? Si deve superare il consorzio o semplicemente rivedere la gestione? I consorzi non verranno rivisti completamente, ma non sono superati. I consorzi hanno ancora un senso d'esistere. Ci saranno accorpamenti, ci saranno, come dicevo all'inizio, governance diverse, quindi andremo a rivedere profondamente l'attuale struttura dei 10 consorzi, diventeranno di meno, ci saranno una serie di modifiche. E a livello economico per i loro componenti cambia qualcosa? A livello economico, se intende per i componenti dei CDA, cambierà tutto chiaramente. Per quanto riguarda invece tutto il resto, saranno all'interno delle politiche industriali della nostra regione. I dati negativi dell'Aussacorno da cosa dipendono? Da una folle gestione iniziata in modo particolare nel 2009, allorché si sono fatti diverse decine di milioni di debiti, per poi, nella speranza, diciamo così, che poi si fossero rivenduti questi terreni che sono stati acquistati, cosa che non è accaduta perché la crisi è stata assolutamente tremenda e quindi sono rimasti debiti e sono rimasti terreni vuoti. Indennità di accompagnamento nel calcolo ISEE, questo è il rischio presentato di fatto dalla legiferazione del governo e contro la quale si schierano le associazioni che rappresentano i diversamente abili. Nel 1981, ma anzi forse anche alla fine dell'80, il Ministero della Salute decretò un sostegno alle persone disabili denominato indennità di accompagnamento a sostituzione dei servizi che non c'erano. Quindi l'indennità di accompagnamento è una monetarizzazione dell'handicap per aiutare le persone. È per questo che indennità di accompagnamento e pensione civile non erano assolutamente redditi
che dovevano essere dichiarati o sui quali ci doveva essere imposta. La cosa è andata avanti fino ad oggi, quando per le questioni della crisi economica quelli che devono rimettere sono le persone che non hanno mai sufficiente voce, che non sono mai riconosciuti, talvolta diventano addirittura invisibili, perché facciamo un discorso naturalmente nazionale. Noi nel Friuli Venezia Giulia abbiamo abbastanza servizi, però ci sono ancora delle carenze strutturali. Il governo, come ha già legiferato, intende applicare una tassa sia sull'indennità di accompagnamento che sulla pensione di invalidità. Che cosa produce? Produce un innalzamento del reddito familiare. Chiediamo alla Regione Friuli Venezia Giulia di non applicare l'ISEE, anche se ci sarà una disobbedienza dello Stato, non ci interessa. Siamo una regione speciale e abbiamo la nostra governatrice oltretutto a Roma, quindi faccia valere quelle che sono le richieste dei più deboli. Che i furlani si rispondono sempre presenti. No? Esempio, la nostra associazione, la FDS Furlane, ha radici fondati dai nostri nonnos, dai nostri genitori, che avevano un grande cuore sul dono da sangue, sul volontariato, non solo sul donare, ma anche su altre attività, su altre associazioni, e sono sempre partecipi e rispondono sempre quando vengono chiamati a un dono che il convento per i malati. 55 anni e non sentivo. Sì, effettivamente io come in della sezione non ero modrente, quindi non sono 55 anni che io seguisco naturalmente, però bisogna rinnovarsi perché il sangue al convento in forme differenti, quindi essere preparati a che sfide che nos verranno presentate in futuro. Insomma. Il SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, fa un esposto in procura perché dice basta, OGM non si può continuare in questa maniera, devono intervenire e anche distruggere i campi che eventualmente sono già coltivati. Come tutti sanno, la nostra battaglia continua, è iniziata l'anno scorso con le semine di Vivaro, di Dalla Libera e di Fidenato. Dal nostro punto di vista dovevano già essere distrutte nella semina precedente, c'è stato il decreto interministeriale, adesso abbiamo ancora rafforzato con le varie sentenze dei vari tribunali. Fidenato e compagnia continua nella loro azione. Noi chiediamo alle due procure, sia quella di Pordenone che quella di Udine, anche quella di Udine perché abbiamo anche semine a Colloredo di Montalbano, che agisca in nome di tutti i provvedimenti, di tutto quello, di tutte le leggi che sono attualmente in vigore. Chiediamo che ci sia una chiara tracciabilità. Di conseguenza, se un suino che arriva dalla Polonia prodotto con OGM viene lavorato in Italia, il consumatore italiano deve saperlo. Di conseguenza devono esserci etichette chiarissime in modo tale che il consumatore potrà anche essere libero di dire io piuttosto preferisco un prodotto OGM a differenza di un altro. Noi siamo convinti che nel momento in cui è informato anche la vendita dei prodotti OGM calerà in modo notevole. L'atmosfera con l'Europeo femminile Under 20 a Udine, che sarà appunto effettuato dal 2 fino al 13 di luglio prossimo, è già palpabile perché la nazionale azzurra femminile è qui già da diverso tempo, si sta preparando adeguatamente a Udine. Come sta andando? Come sono andati questi primi 15 giorni, coach? Molto bene, atmosfera buona, atteggiamento della ragazza positivo, abbiamo lavorato bene, siamo messi nelle condizioni migliori per poter lavorare sia per quanto riguarda l'hotel, i transfer, tutto procede alla perfezione. L'unico intoppo, alcune giocatrici che devono fare gli esami di Stato e che quindi mancheranno per una settimana e nel nostro percorso di organizzazione tecnico-tattica quello ci creerà qualche problema, però per il resto tutto procede nel migliore dei modi, confido molto sull'atteggiamento e la voglia di vincere delle ragazze. Ecco, le ragazze del 94 e 95
Voi avete questo secondo posto conquistato lo scorso anno da dover difendere soprattutto, oltre che da incrementare, come ci hai detto quest'oggi qua. Ma è chiaro che vogliamo fare il miglior risultato possibile, ma conosciamo gli avversari, rispettiamo il valore delle squadre avversarie, sappiamo che non sarà facile, anche perché il gruppo dell'anno scorso era composto da alcune giocatrici importanti come le sorelle Dotto e Formica, che sono giocatrici che già militano con la nostra nazionale A. Però siamo fiduciosi di poter fare un buon europeo, sperando anche che il pubblico ci dia una mano nei momenti di difficoltà. Quindi chiamiamo il pubblico al Pala Indoor grosso modo la sera, in Italia calcio permettendo, e della nostra regione mi pare la Peresson la potremo vedere giocare. Ma sicuramente fa parte del gruppo, le scelte poi le faremo subito dopo il torneo di Pordenone, ma è una giocatrice molto interessante che stiamo seguendo con attenzione, anche se è un anno più piccola rispetto all'anno di nascita di questo europeo che è del 94, però ha delle qualità che potrebbero essere utili alla squadra, quindi vedremo se riuscirà ad arrivare fino in fondo. Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere.